Dopo il picco è cominciata la discesa, meno ricoverati, 525 i decessi. Oggi il ministro Speranza dice che con il virus dovremo convivere. Si studia dunque la cosiddetta fase 2, dagli ospedali Covid alle app per mappare il contagio. Giorgia Cardinaletti e poi Francesco Di Mario. La curva comincia a scendere, sono oltre 91.000 i positivi in Italia, 2.972 i malati in più rispetto a ieri. Rallenta il contagio anche in Lombardia, non sono più necessari i trasferimenti dei pazienti in altre regioni e diminuisce ancora la pressione negli ospedali, calano i ricoverati con sintomi e gli ingressi in terapia intensiva. Quasi 22.000 i guariti dall'inizio dell'emergenza. 15.887 i decessi, oggi 525 il numero più basso dal 19 marzo. Un trend in calo che secondo l'Istituto Superiore di Sanità dovrebbe confermarsi anche nei prossimi giorni. La curva ha raggiunto il suo plateau e adesso ha iniziato la discesa. Dovremo cominciare a pensare a una fase 2, come l'ha definita il Presidente del Consiglio Conte, e ovviamente questa si può pensare se questi dati si confermano. Buone notizie anche nel Lazio dall'ospedale Spallanzani. Per la prima volta il numero dei pazienti dimessi supera il numero dei ricoverati. È fondamentale continuare a stare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze e necessità. L'emergenza non è finita, ci aspettano mesi difficili, ribadisce il ministro della Salute Speranza. Allo studio un piano in 5 punti per convivere con il virus, rispettare il distanziamento sociale, rafforzare le reti sanitarie locali, implementare i Covid hospital sul territorio e ancora tamponi e test sierologici per la mappatura virale della popolazione. Infine lo sviluppo di una app. Conosceremo entro pochi giorni la